Noi di Penalty diciamo no alla violenza in maniera forte e determinata. Tra l'altro abbiamo creato anche quest'angolo pasquale proprio in segno di bontà e di serenità anche e soprattutto nell'ambiente del calcio. Salutiamo Mario Cardone. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Con lui parleremo tra poco del campionato di promozione, però prima ci guardiamo un servizio dedicato a un settore giovanile, quello della Jeunesse di San Giovanni La Punta. Siamo andati a trovarli presso una delle loro location, quella di Tremestieri e Tenneo, la Jeunesse Calcio. Attenti al matto! Tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son colpi di codesto, fanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Chi chi chi, co co co, gulu 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 gu qua qua. Chi chi chi, co co co, gulu 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 gu qua qua. Con tanti galli che cantano. Eccoci qui, ci troviamo presso il centro sportivo ICOS di Tremestieri e Tenneo, uno dei due centri sportivi della scuola calcio Jeunesse guidata da Giacomo Priolo. Una straordinaria realtà nel mondo del calcio dilettantistico, ma soprattutto legato al mondo delle scuole calcio, che sono tantissime nel territorio catanese. Oggi andiamo a scoprire la categoria Pulcini e la categoria Piccoli Amici. Siamo figli di Pitagora e di Casadei, di Machiavelli e di Totò, cresciuti con una morale cattolica e con il rock and roll. Siamo figli di Pitagora e di Trinità, di Michelangelo e Dario Fo, cresciuti con una morale cattolica e con il rock and roll. Giovanni Priolo, ovvero il presidente della Jeunesse Calcio, una realtà straordinaria che è radicata in questo territorio pedemontano dell'Etna. Avete la possibilità veramente di dare modo a tanti ragazzini di vivere il grande sogno di diventare calciatori. Sì, noi viviamo con i ragazzini ed è una delle cose più belle che si possa fare. Ora, a prescindere di tirare fuori magari qualche giocatore, questo è per noi un secondo obiettivo. Il primo è quello di fare divertire loro e divertirci noi. Giochiamo molto anche su quello che è il gruppo, cioè il fisico sì ci sta, ma si può fare benissimo anche in altri posti. Io la vedo un po' così, io può essere anche una veduta prettamente personale, però da un punto di vista mentale, ecco, il rispetto dell'avversario, l'avversario va visto come un compagno con cui giocare, non come l'uomo d'uccidere, no? Un po' la parte sana dello sport e in questo ci lavoriamo, i ragazzi ci lavorano molto, noi facciamo molti dei briefing con i nostri istruttori proprio per cercare di capire sempre se ci sono delle migliorie da fare. Sono istruttori che comunque crescono anche loro per quelli che sono degli aspetti importanti. Noi stiamo anche attenti alla tutela dei ragazzini, i nostri istruttori sono preparati per il primo soccorso, sono preparati per la defibrillazione e per eventuali manovre di emergenza, perché dobbiamo anche tutelare la salute dei ragazzi, perché un infortunio, qualcosa capiti, devono essere sempre pronti. Su questo c'è molta attenzione da parte sia della dirigenza che, devo dire, anche in maniera personale dei ragazzi stessi. I drew a broken heart right on your window pane, waited for your reply, here in the pouring rain, just breathe against the glass, leave me some kind of sign, I know the hurt won't pass, yeah. Categoria Pulcini, siamo con il mister Fabrizio Ciofolo. Sono ragazzini che hanno tanta voglia di divertirsi soprattutto e poi anche magari di avere qualche risultato tecnico.
Sì, loro sono la nostra gioia, ci fanno sempre comunque anche divertire, sono un gran gruppo, fortunati noi che abbiamo loro come gruppo perché sono educatissimi e comunque sono anche dei bambini abbastanza bravi. To where it was. So let's build a bridge, yeah. Come ti chiami? Simone, Simone, quanti anni hai? 8 e mezzo. Vogliamo sapere intanto che ruolo hai in questa squadra. Centrocampista attaccante. Quanti gol quest'anno? Eh, Un paio. Senti, ma diciamolo pure, chi è il tuo giocatore preferito? Balotelli. Balotelli, quindi un attaccante importante. E Totti. E Totti. Poi chi abbiamo? Ti chiami? Aleandro. Quanti anni hai? 8 e mezzo. 8 e mezza. Anche per te vogliamo sapere a questo punto qual è il tuo ruolo. Esterno sinistro. Quindi difensore. Qual è il tuo giocatore preferito? Lionel Messi. Beh, non è tanto difensore, è un attaccante. Sì. No, va bene, l'importante è che comunque sia un grande giocatore. Poi chi sentiamo? Sentiamo lui, ti chiami? Pietro. Il tuo ruolo? Difensore centrale. Difensore centrale, quindi a questo punto anche per te è importante sapere qual è il tuo giocatore preferito, ma dimmi almeno un difensore però, In realtà il mio giocatore preferito è Ronaldo, però difensore mi piace molto, che ne so, Ranocchia. Ranocchia, evidentemente è un tifoso dell'Inter, quindi giusto? Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys shake, and all the right junk in all the right places. Valerio Bertolè, allenare i piccoli amici è sicuramente la categoria più difficile perché insomma la soglia di attenzione dei bambini è veramente limitata. Sì, è l'età più bella, è vero, ci vuole più attenzione rispetto alle altre categorie, però è l'età più bella appunto perché si divertono con poco, basta un pallone per farli sorridere, farli divertire e questo diciamo è una cosa che dà molto soddisfazione a noi mister e anche penso ai genitori da fuori a vederli felici, contenti di giocare. Because you know I'm all about that baby, no trouble. I'm all about that baby, no trouble. I'm all about that baby, no trouble. I'm all about that baby, because you know I'm all about that baby, no trouble. I'm all about that baby, no trouble. I'm all about that baby, no trouble. I'm all about that baby. Don't believe me, just watch. 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 Hey, oh! È il calcio vero, vogliamo vedere solo questo. Ho saputo che alleni anche i piccoli amici, Calogero, ma spiegaci, un'esperienza credo meravigliosa, no? È più difficile allenare i giovanissimi, i ragazzini oppure No, sicuramente i grandi? Sicuramente grandi. Vero. Con i bambini è puro divertimento e siamo agli antipodi delle immagini che abbiamo visto prima. È vero. Luca, invece la prospettiva anche di allenare i giovani a te ti piace, ti ma stuzzica? già lo faccio, qualcosa, già abbiamo la scuola calcio, alleno nel 2003-2004, pure beh, sì, pure... anche quella credo che sia un'esperienza bellissima, molto, è più sì, naturale sì, anche, dai, sì, ci piace di più. È pura passione. È vero, è vero. Bene, passiamo a questo punto invece al campionato dei punti, quelli che si perdono e quelli che si acquistano in campo, con i risultati del campionato di promozione. Diamo subito la schermata dei risultati del girone A con il breve commento insieme al nostro carissimo Mario Cardone. Sì, Allora, Ettore, eccola qua. diciamo che nel girone A c'è chi può e c'è chi non può. Il Raffadali può festeggiare con una grigliata post partita, chi è che non si può rilassare, chi sta lottando per salvarsi. Il Favignana ha ricevuto una bella notizia, in settimana è arrivata dal giudice
giudice sportivo la vittoria a tavolino nella partita contro il Ligny, 3-0, 3-2 per gli avversari nella partita vera. Guardiamo Perciò, la classifica guardiamo anche, la ecco, classifica, sì. il Favignana ha guadagnato 3 punti grazie al giudice sportivo e 3 punti battendo il 5-1 il Città di Carini, che era un avversario diretto. Perciò cosa succede? Che il Favignana non può raggiungere l'Accademia legata a 37 perché è avanti negli scontri diretti pur vincendo. Allo stesso tempo non può essere neanche raggiunto per lo stesso motivo né da Carini né da Delfini. Perciò Favignana testa di serie in questi play-out 2014-2015. Salemi se la gioca con Audace Partinico per quanto riguarda l'ultimo posto nei play-out. In questo momento il Salemi retrocede, però settimana prossima il Salemi va a giocare con lo Sciacca, mentre va a giocare con la Folgore l'Audace Partinico. La Folgore che ha 13 punti di vantaggio sulla Libertas, vale a dire in questo momento va direttamente a giocare lo spareggio con la vincente del girone B. Infatti, girone B che adesso vediamo subito, perché tra l'altro dovremmo avere anche una telefonica in diretta con il presidente del Rocca di Capreleone, speriamo di poterlo raggiungere. Sì. Nel frattempo facciamo vedere la schermata dei risultati, eccola qua, del girone B, dove appunto il Rocca di Capreleone con 68 punti ha salutato tutti già abbondantemente. Nelle ultime giornate è andato un po' più pianino, ma si sapeva, insomma, infatti. Rocca di Capreleone è una squadra forte, ha perso soltanto 3 partite in tutto l'anno, è andata a secco soltanto 2 volte in tutto l'anno, ha sempre Questi sono i segnato. risultati della Questi sono i risultati giornata di odierna. oggi. Che cosa ci colpisce relativamente? Stefanese Castelbuono 3-1, la squadra penultima in classifica che batte la seconda e in questo momento si merita un posto nei play-out ai danni del Ciappazzi, che invece dopo un mese di campionato veramente straordinario in questo momento il Ciappazzi sarebbe retrocesso, ma non è ancora finita perché c'è una giornata. Guardiamola la Andiamo classifica. a guardare la classifica perché Sì. la situazione in zona play-off è altrettanto interessante. Cus Palermo e Castelbuono appaiate a 58, ma Cus Palermo avanti perché ha collezionato 4 punti negli scontri diretti. A questo punto il Cus Palermo però la prossima settimana ha una partita abbastanza agevole in casa contro il Merì, quindi avrà l'opportunità di difendere la sua finale play-off. Castelbuono che se la giocherà invece col Cefalù presumibilmente. Benissimo, siamo in attesa di collegarci con il presidente del Rocca di Capreleone e speriamo di poterlo raggiungere in modo che così ci può raccontare questa sua emozione di questa ennesima vittoria di campionato, no? Perché loro erano retrocessi, 2 anni fa l'avevano vinto alla grande il campionato di promozione, erano andati ad affrontare questo campionato di eccellenza, non è andato tanto bene, sono ritornati in promozione, però lo hanno strarivinto di nuovo. Dobbiamo avere il collegamento, sì, ce l'abbiamo, il collegamento con il presidente del Rocca di Capreleone, parliamo di Giuseppe Giacobbe. Presidente, buonasera. Buonasera, Salvatore Giacobbe, allora, il presidente dell'OSD Rocca di Capreleone. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Bene, allora ci racconti questa ennesima emozione di questo campionato, devo dire, vinto alla grande anche quest'anno. È stata una cavalcata che comunque era nei programmi sin dalla prima giornata, quella di ritornare sicuramente di nuovo subito ad essere competitivi anche nella prossima stagione nel campionato di eccellenza. Sì, era programmata perché noi aspettavamo in estate il ripescaggio nel campionato di eccellenza. Questo non è stato possibile, quindi noi già avevamo allestito una squadra per affrontare, come rivede, il campionato di eccellenza, quindi l'abbiamo mantenuta per stravincere il campionato, quindi dicevamo proprio competitivi per ammazzare il campionato. Ma a questo punto la prossima stagione insomma è già programmata, vi siete già seduti a tavola insomma nel tavolo dei progetti oppure ancora è troppo presto, state insomma festeggiando soltanto? Allora, stiamo festeggiando, ma come ripeto, facendo fino a qua, già sapendo che dovevamo andare nel campionato di eccellenza, si è sempre parlati, si è sempre seduti attorno a un tavolo per cominciare a gettare le basi, anche se penso che non stravolgeremo la squadra di quest'anno, dobbiamo fare solo degli innesti, pochi innesti ma buoni. Ho capito. Mario, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, volevo fare una considerazione. Buonasera Presidente Giacobbe. Volevo chiederle, il vostro comune, quello che rappresentate, conta circa 4.000 abitanti, è un piccolo comune. Che dimensioni può avere in eccellenza? Che tipo di grandezza può avere, indipendentemente dai giocatori che acquisterete, dai dirigenti che cambierete o non cambierete? No, i dirigenti siamo sempre quelli, tranne se qualcuno si vuole affacciare a questo palcoscenico, perché noi abbiamo sempre le porte aperte per chiunque si vuole avvicinare a questa società.
un comune di 5.000 abitanti, ma che già noi l'anno scorso abbiamo fatto l'eccellenza, alla fine siamo retrocessi per motivi banali, però una squadra che ci può stare, un comune che ci può stare in mezzo a delle squadre blasonate come quelle che abbiamo incontrato l'anno scorso, vedi Marsala, Alcamo, Folgore Selinunzi e via discutendo, squadre che hanno fatto anche Serie C, diciamo. Quindi Certo. noi penso che ci possiamo pure stare, perché se voi ricordate l'anno scorso, alla fine del girone d'andata la nostra squadra, un piccolo comune, eravamo a ridosso della prima che era la Leon Portese a 3 punti, quindi poi c'è stata una disavventura e siamo retrocessi l'ultima giornata agli spareggi. A questo punto vuol dire che, insomma, con l'esperienza che avete acquistato, la prossima stagione, come giustamente ha anticipato anche lei, potrebbe essere anche la stagione, una stagione più ricca di soddisfazioni. Noi la ringraziamo per la sua disponibilità, le diciamo subito che la prossima settimana abbiamo preparato un bel video commemorativo di questa bella vittoria di campionato, quindi ci segua anche a Rocca di Caprileone su Video Mediterraneo, anche eventualmente in streaming su videomediterraneo.it. Grazie tantissimo. Grazie pure a voi, arrivederci. Grazie, arrivederci. Beh, una bella soddisfazione comunque, ritornare di nuovo in eccellenza, no? Assolutamente sì, poi ci sono tante sfide interessanti, a seconda delle squadre che scendono vengono promosse. Vero. Passiamo adesso alla girone C velocissimamente, perché poi tra l'altro dobbiamo vedere che cosa è successo nell'agguerrito girone D e lì poi voglio sentire anche i nostri ospiti. Vai. Chiaro, allora nel girone C che cos'è che ci colpisce? Il Trecastagni che con una squadra di juniores fondamentalmente con mister Giaccari vince 2-0 contro l'Atletico Pedara. Risalvando quasi una stagione. Esatto, gol dei 97 Riolo e Bellia. E cosa succede? Che il Trecastagni, come vediamo anche dalla classifica che possiamo mandare di seguito, adesso ha appena conquistato 10 punti di vantaggio sia sulla Promende che sulla Spada Forese. E che cosa succede? Perché la Promende praticamente è andata a perdere contro l'Aci Sant'Antonio in maniera molto ingenua secondo me. Che cosa succede? Che Promende e Spada Forese in questo momento non partecipano ai playoff e sicuramente una delle due verrà esclusa. La prossima settimana giocano contro Promende e Spada Forese e il Trecastagni con chi gioca? Con il Troina. Il Trecastagni deve necessariamente fare punti perché altrimenti giocherà almeno una semifinale. E il campo di Troina non è che sia tanto facile. Assolutamente no, soprattutto nel girone di ritorno. Questa squadra ha acquistato una nuova consapevolezza, batterli sarà complicato sia domenica che anche nei playoff. Infatti. E passiamo adesso alla girone D, girone che ha visto la vittoria della Sicula Leonzio che è andata a vincere a Siracusa contro il Belvedere. Ci guardiamo il servizio che è realizzato e poi commentiamo questo girone D che è stato ricco di sorprese e anche insomma di qualità, perché hanno giocato in questo girone squadre importantissime. Qui abbiamo insomma un esempio con il Santa Croce. Guardiamo il servizio appunto di Mario Cardone su Belvedere e Sicula Leonzio. Inserita in un montaggio video e poi andare in onda in studio subito dopo è un po' strano. È strano anche che a 2 giornate dal termine la capolista e la vice capolista giochino in 2 giorni diversi. Non siamo stati abituati a questo, noi amanti del calcio, ci ritroviamo in imbarazzo. Così la Sicula scende in campo di sabato contro il Belvedere, mentre l'Atletico Gela di domenica nel derby con il Gela originale. Tuttavia l'Atletico sa di dover vincere a tutti i costi e quindi, per certi versi, la scelta della Lega diviene più comprensibile. Avete visto? In mezzo a questo chiacchiericcio ci siamo persi il gol di Carbonaro. Ecco, rivediamolo. Perfetto. Nella tempistica di questa esecuzione pesiamo tutto il valore di una capolista che si rispetti, che si impone dal primo minuto di gioco, anzi, dal secondo, una capolista che se ne va, o forse no. Non lo sappiamo, o meglio, ormai voi lo sapete e anche io, ma non oggi, sabato, al momento della lettura del testo. Ciò che invece era chiaro al Belvedere era di avere un'ulteriore chance per evitare i play-out fatta fuori questa ed un avversario molto affamato di fronte. In campo è andata come ci si attendeva. Il palleggio prolungato degli ospiti nel finale ha accompagnato la contesa verso una morte dolce. Ad un passo dall'eccellenza, la Sicula Leonzio non trema, non si emoziona. Posa su basi solide, da Alderisi a Fascetto, a Bonelli, ad Ardizzone. Restiamo dunque con il fiato sospeso, non si sa ancora per quanto, e adesso, anche se è strano, a me la linea. Certezza quasi matematica però, dai.
La Lega ci ha fatto uno scherzetto perché nella giornata della contemporaneità, la penultima, ha messo la Sicula Leonzi a giocare il sabato, ma comunque ci saranno state delle ragioni specifiche. Il pareggio tra Gela e Atletico Gela nel derby, giocato in casa dell'Atletico Gela. Guardiamo i risultati, la schermata appunto dei risultati. Lascia alla Sicula Leonzio l'opportunità di pareggiare in casa contro il Macchitella alla prossima e andare in eccellenza direttamente grazie alla conquista del primo posto. Mi hanno detto che la partita tra Atletico Gela e Gela è stata dominata da Atletico Gela, che però non ha spinto in maniera forsennata. C'era la sensazione che non ci credessero moltissimo. D'altra parte, insomma. E infatti è stato così, il gol decisivo non è arrivato, anche se l'Atletico Gela ha preso un palo e Pandolfo ha fatto molte parate. Che cosa è successo poi? Il Santa Croce ha vinto 6-0, qui abbiamo la Vaccaro, un rappresentante, che è molto contento. E cosa succede per il Santa Croce adesso? Che a un succede? punto dal Gela, teoricamente è ancora in discussione il fattore campo nei playoff, però non so se ci credono tanto, perché il Gela giocherà contro il Pachino settimana prossima. Facciamogliela questa domanda, ci credete? Sì. Sì, noi giocheremo l'ultima partita sicuramente per vincere, anche perché abbiamo il derby con Ragusa e quindi poi non ci aspettiamo un risultato favorevole da Gela, perché secondo me il Gela vincerà in casa. Però. Anche noi siamo di quest'idea, Luca, invece questo campionato ha visto, insomma, Gela e Atletico Gela battagliarsi tra di loro e poi indirettamente fare anche la guerra alla Sicula, però poi alla fine, insomma, il fatto che erano due squadre di Gela non ha trovato beneficio in tutta questa Tra di loro fatto la guerra e poi ne ha tratto beneficio la Sicula, che comunque meritatamente sta vincendo. Ma io credo che anche il Santa Croce, credo che quest'anno la promozione, le squadre di testa sono veramente squadre. Questo girone soprattutto dal punto di vista tecnico è stato alto, molto intenso. Va bene, allora quindi... c'è anche il Palazzolo, che oggi entra ufficialmente nei playoff, non in via matematica, però fino a settimana scorsa non c'era per via dei punti di Atletico Gela. La bella vittoria con Ragusa gli ha permesso di entrare appunto. Quindi il Palazzolo c'è, possiamo dirlo ad oggi. È in zona play-out, lo Sporting Battiati in questo momento è salvo, ma attenzione perché settimana prossima sia Battiati che Priolo riposano, il Belvedere ha una chance importante di uscire da questa zona play-out. Deve vincere contro il Città di Catania. È vero. Benissimo, abbiamo chiuso anche lo spazio dedicato al campionato di promozione, salutiamo Mario, lo rivedremo giorno 5 con il quadro completo dedicato al campionato di eccellenza e al campionato di promozione nella puntata prettamente pasquale. È chiaro, un saluto a Ettore, un saluto agli ospiti e un saluto a voi a casa. Ci fermiamo, c'è la pubblicità e tra poco di nuovo in studio con la prima categoria. È di nuovo estate e con l'estate riesplode Donna del Mare. Per diventare una delle 8 concorrenti della nuova edizione, partecipa ai casting ufficiali. Vai sul sito www.donnadelmare.it e compila la scheda di partecipazione. Parteciperai alle selezioni per vivere un'estate di successo indimenticabile. Allora chiama al 336 9207 27. Il concorso che colora l'estate sta aspettando te. È un'organizzazione Play Village. Un'azienda giovane e rampante, competente e soprattutto all'avanguardia. PC One, un solo nome, un solo successo. Da PC One l'assistenza che cercavi nel mondo dei PC. Tutta la componentistica per l'informatica, tutti gli accessori per computer delle marche più prestigiose, Asus, Toshiba, Acer, MSI. Da PC One ampia scelta di notebook e stampanti per PC, nonché toner e cartucce originali e compatibili. PC One, infoline 095 53 71 91.